Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come imprese, comunità e persone lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che ogni giorno contribuiscono a creare lavoro e rispetto per l'ambiente. In questa puntata di Community FVG andiamo alla scoperta di l'Enoteca di Cormons. A colloquio con Roberta Nonin, consigliera di parità regionale. Una buona pratica, la formazione in azienda. La cooperativa La Gradese. E ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. Questa è l'Enoteca di Cormons, una società cooperativa di produttori del Cormonese, nata nel 1985, però in effetti ha iniziato ad operare il 1 settembre 1990. È nata come vetrina del territorio per mostrare a tutti i prodotti, soprattutto i vitivinicoli, poi sono venuti anche i prodotti regionali della gastronomia, rigorosamente friulani. Ovviamente questa società cooperativa ha visto un andamento anche di trasformazione per quanto riguarda i soci. Siamo partiti con 15 soci, adesso ci sono 33. Io credo che prossimamente con il nuovo consiglio di amministrazione, con la trasformazione che questa enoteca prenderà a livello provinciale, quindi anche regionale, ci saranno molti di più. Questa vetrina ha dato tanta importanza al vino, tanta importanza ai produttori, i quali ovviamente si sono fatti strada per conto loro e l'Enoteca li ha solo aiutati per far conoscere i propri prodotti sia a livello regionale che a livello anche internazionale. La cooperativa di Cormons è una cooperativa in cui i proprietari sono i produttori insieme al comune di Cormons che mette a disposizione i locali, perché questa è un'enoteca a rappresentanza pubblica. La rappresentanza pubblica riguarda anche il consiglio di amministrazione. C'è stata sempre sinergia con le varie amministrazioni che via via si sono qui alternate e l'enoteca è rimasta sempre la stessa. Abbiamo 5 dipendenti molto brave che piano piano hanno imparato anche cosa vuol dire il senso cooperativistico, che significa aiutare le persone, aiutare i produttori che con i loro prodotti qui si presentano. Perché una società cooperativa, quando l'abbiamo costituita, ci sembrava ed era, credo, la cosa più semplice per noi produttori per una costruzione legata al rapporto di aiuto l'un con l'altro, e questo senso l'abbiamo anche trasmesso, credo, alle nostre collaboratrici, perché non sono dipendenti, per promuovere il territorio, per promuovere i vini e per promuovere tutto quello che riguarda la nostra comunità. In occasione del centenario di Confcooperative Udine si è svolto l'incontro tra il presidente di Confcooperative Udine, Flavio Sialino, e l'arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzoccato. La Confederazione Cooperative Italiane nasce infatti nel 1919, su profonde radici cattoliche, tanto che sia lo stesso Statuto Nazionale che quelli delle articolazioni territoriali della Confederazione si richiamano alla dottrina sociale della Chiesa. Un percorso, quella della cooperazione cattolica, ha ricordato Sialino, lungo 100 anni, ma che rimane orgogliosamente fedele a se stesso. Potrà sicuramente essere la cooperazione uno dei fattori in grado di riavviare un ciclo economico virtuoso e solidale, in grado di produrre buona occupazione.
Siamo qui all'Enoteca di Cormons, un'enoteca storica rappresentativa del territorio, dove proponiamo i nostri prodotti e soprattutto il nostro territorio e la nostra gente. I servizi di questa nostra enoteca quali sono? Sono quello della promozione dei nostri prodotti con la mescita al banco, con un servizio di infopoint, quindi con le informazioni ai nostri turisti. In più abbiamo delle sale adibite a sale degustazioni dove riceviamo dei nostri amici ormai, che sono ad esempio gruppi dell'ONAV, dell'AIS e tantissimi altri gruppi. L'Enoteca di Cormons, un'enoteca storica creata dai nostri genitori che hanno lavorato duramente in questi ultimi quasi 30 anni. Ora, in questo momento, c'è un periodo di transizione dove un buon gruppo giovani, figli di produttori e di soci, ha la voglia, si è messo insieme ed ha la voglia di continuare, di fare. Cosa vuol dire questo? Che prenderemo quello che i nostri genitori hanno fatto e lo porteremo nel mondo. Questo perché? Perché al giorno d'oggi abbiamo molte più possibilità. Vedete, pensate voi solamente ai social network, ai viaggi che possiamo fare, quindi il nostro concetto è quello di prendere quello che ci è stato dato, concesso, ampliarlo e portarlo avanti. Un'ottima notizia è proprio quella che siamo stati selezionati per diventare il centro di valorizzazione del territorio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che da qui, da quello che già stiamo facendo, dovremo solo aggiungere una serie di eventi, una serie di situazioni che noi andremo a creare. Come portare i nostri prodotti all'estero facendo manifestazioni, degustazioni, andando a mostrare la nostra faccia. Noi persone siamo i primi titolari ed espositori dei nostri prodotti. Quindi questo progetto cosa vedrà? Vedrà l'ampliamento di questa nostra famiglia, quindi porteremo con noi altri produttori, sia nell'ambito vitivinicolo che nell'ambito agroalimentare. Perché? Perché espanderemo i nostri confini al di fuori della città di Cormons e arriveremo fino a prendere tutta la provincia di Gorizia e non solo. È fondamentale all'interno di una realtà cooperativa, soprattutto anche di tipo A, ovvero parlo di cooperative che erogano servizi sociosanitari all'interno di settori importanti come quello degli anziani, disabilità e salute mentale, perché il lavoro di cura è fatto 365 giorni all'anno sulle 24 ore, quindi formare il personale affinché anche la motivazione, affinché abbia gli strumenti per affrontare il burnout o situazioni difficili anche lavorativi è qualcosa che è fondamentale per chi fa formazione, ma soprattutto per chi la riceve. Quindi crediamo molto nella formazione e anche nell'innescare dei meccanismi positivi nella promozione del lavoro e dei lavoratori. Salve a tutti, oggi siamo a Udine con la professoressa Roberta Nunin, che è la consigliera di parità regionale e che si occupa di sorvegliare in modo particolare la parità di genere, tutto quello che ci ruota attorno, un argomento molto interessante per quanto riguarda le donne, ma tutte le persone direi, e di questo parliamo oggi con lei, in particolare dei rapporti con le donne cooperatrici. Professoressa Nunin, quando e perché è nato il ruolo della consigliera di parità regionale? Si tratta di una figura istituzionale che è stata introdotta da una legge all'inizio degli anni 90 ed è stata introdotta con il compito di vigilare sull'applicazione delle normative in materia di pari opportunità sul lavoro
tra uomini e donne, quindi la parità di genere. In questo quadro, dopo l'istituzione della figura regionale, accanto alla figura della consigliera nazionale di parità, che pure esiste, sono state istituite anche delle consigliere a livello provinciale. La nostra regione è stata una delle prime a istituire la rete delle 4 consigliere provinciali, oggi di area vasta. Quindi la consigliera, istituita con questo mandato, ha avuto da subito il compito a livello regionale di occuparsi non solo di attività di coordinamento delle attività sul territorio fatte dalle consigliere provinciali, ma anche appunto di questo lavoro di vigilanza che si fa con tantissime attività, perché si fanno attività di promozione della cultura delle pari opportunità sul lavoro, si vigila sull'attuazione di piani di azioni positive sia nel privato che nel pubblico, e si possono avere dei rapporti con gli ispettorati del lavoro, con gli altri organismi istituzionali sempre sui temi della parità di genere, si possono promuovere azioni giudiziarie contro le discriminazioni, in particolare laddove si tratti di discriminazioni collettive, ma non solo. E poi tra i poteri più importanti della consigliera c'è anche quello di elaborare rapporti che tutte le aziende con più di 100 dipendenti sono obbligate a presentarli ogni 2 anni, quindi le aziende regionali con più di 100 dipendenti ogni 2 anni mi devono presentare un rapporto sull'occupazione femminile al loro interno, da cui io posso ricavare dei dati anche molto interessanti su come va il lavoro delle donne nel nostro territorio. La sua carica e la sua autorità ha sede a Trieste e lei è in carica da 2 anni. Ci sono dei fatti significativi, importanti, di cui si è occupata in questo periodo di tempo? Sì, il mandato è quadriennale, quindi io sono proprio a metà di mandato, posso fare anche un primo bilancio. Al di là dei casi singoli, e ne ho visti diversi, sui quali ovviamente si mantiene la riservatezza più assoluta, devo dire che 2 tra i compiti più importanti, più interessanti, sono stati quelli da un lato di relazionarsi con i vari soggetti che sul territorio si occupano di questi temi. La consigliera di parità siede anche in tutta una serie di commissioni proprio per il suo ruolo istituzionale, dalla Commissione per il lavoro all'organismo che si occupa dell'applicazione della legge sul mobbing, quindi ci sono anche tanti luoghi, no, nei quali si siede per vigilare sull'applicazione delle norme pari opportunità. E poi forse il lavoro più impegnativo e anche più interessante è stata proprio l'elaborazione dei report biennali, perché io sono entrata in carica nel momento in cui c'era una scadenza biennale, quindi ho ricavato i dati di tutte queste imprese, sono qualche centinaio di imprese, quindi non sono pochissime, e ho portato avanti l'elaborazione dei dati presentando poi un rapporto al pubblico che è stato presentato in un'iniziativa nella primavera di quest'anno e che peraltro è disponibile, tutti possono leggerlo, scaricarlo, questo volume sul sito della Regione. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Professoressa Nunin, le molestie e il mobbing di cui abbiamo appena parlato nei confronti in particolare delle donne purtroppo in molti ambienti sono assai frequenti. Ve ne siete occupati? Mi pare di sì, ma con quali iniziative specifiche, quelle più importanti? Sì, questo è un tema sicuramente importante perché spesso attraverso le molestie passano proprio le discriminazioni nei confronti delle lavoratrici nei luoghi di lavoro. Sappiamo qual è la diffusione del fenomeno, l'Istat ci dà delle stime che sono molto preoccupanti, parla di 1/3, anche più, di lavoratrici che nella loro vita lavorativa si devono in qualche modo confrontare con fenomeni di questo tipo. A livello di consigliere di parità, in particolare le consigliere territoriali si sono dovute occupare in questi anni di diversi casi che hanno affrontato, hanno risolto, cercando di risolvere le situazioni a volte con attività di mediazione, a volte dando sostegno alle vittime, indicando alle vittime quelli che sono gli strumenti anche legislativi di tutela, quindi come funziona il sistema sanzionatorio, quali sono gli strumenti giudiziari. Quindi c'è stata un'attività molto importante, in particolare da parte della consigliera di Trieste. E poi c'è un lavoro educativo che si fa e anche un lavoro di promozione di buone pratiche per contrastare il fenomeno, ed è proprio sotto questo profilo che quest'anno è stata portata avanti un'attività di supporto alla contrattazione collettiva. Cioè sono stati conclusi 3 importanti accordi territoriali, i primi 2 a gennaio tra CGIL e CISL-UIL e i datori di lavoro, le maggiori associazioni datoriali dell'agricoltura e del mondo cooperativo, e di recente all'inizio di giugno un accordo analogo con la Confcommercio. Sono proprio accordi tra parti sociali, sottoscritti anche però dalla consigliera di parità, che si propongono di adottare delle iniziative di vario tipo,
formativo, di sensibilizzazione, di informazione su questi fenomeni all'interno degli stessi luoghi di lavoro per cercare di dare indicazioni e di incidere anche sulla costruzione di una cultura che eviti che queste vicende, che queste molestie si diffondano ulteriormente. Le donne cooperatrici, come anche detto, sono molto attive su questo tema. Avete avviato delle iniziative comuni di cui ci vuol parlare o anche magari per il futuro? Certo, proprio sulla base dell'accordo del patto territoriale per la prevenzione delle molestie e delle violenze sul lavoro, di cui ho detto sottoscritto con le maggiori centrali cooperative, ci sono già stati degli incontri, perché l'obiettivo è proprio quello di rendere questi accordi operativi quanto prima, e quindi c'è stato un incontro anche con le dirigenti del settore cooperativo, un incontro di formazione iniziale loro su questi temi, perché è una materia anche molto delicata, con tanti profili normativi, quindi anche avere una conoscenza specifica per i non giuristi è un passaggio importante, e l'obiettivo adesso è quello di realizzare sui territori e all'interno quindi delle diverse realtà cooperative delle iniziative di formazione del management stesso, quindi a partire dai dirigenti, ma poi anche verso i lavoratori e verso i loro rappresentanti sindacali, perché molto spesso rispetto a questi fenomeni gli spazi si aprono per i molestatori, perché c'è ignoranza, c'è poca capacità anche a volte di distinguere quello che è lecito, quello che non lo è, perché dobbiamo pensare che quando noi ragioniamo di molestie immaginiamo subito le molestie sessuali di tipo fisico, cioè la violenza, l'aggressione fisica, ma molestie sessuali possono essere anche di tipo verbale, usare un linguaggio scorretto, aggressivo, con connotazione sessuale, offensivo per la persona a cui vengono rivolti questi epiteti, e anche a volte creare un ambiente che sia un ambiente molesto. Faccio un esempio: se vengono esposte delle immagini pornografiche in un ambiente di lavoro, una lavoratrice ma anche un lavoratore potrebbe sentirsi offeso, e questa è una molestia sessuale ambientale. Quindi ci sono tante iniziative che si possono fare, e io ho trovato una grande sensibilità all'interno del mondo cooperativo, e spero veramente che si possano portare avanti tutti questi progetti, valendoci del supporto adesso che c'è proprio nel patto territoriale che è stato firmato. La società cooperativa La Gradese nasce nel 1945, nel 1963 gli allora dipendenti rilevano le quote dei vecchi soci e sta continuando la propria attività ininterrottamente. Nel 1999 abbiamo ceduto le linee alla SAF, linee di trasporto pubblico locale, che era una tipologia di servizio che svolgevamo praticamente dal 1945. Adesso svolgiamo attività prevalentemente di trasporto turistico di persone, le nostre rotte coprono tutta l'Europa, svolgiamo anche altre tipologie di servizi in maniera marginale, qualche servizio scolastico, qualche servizio fisso di trasporto operai. L'attività principale è legata al trasporto turistico, quindi ai viaggi organizzati. Attualmente l'organico è composto da 11 persone, cui uno si occupa prevalentemente di amministrazione e contabilità, e tutto il resto del personale invece è operativo, guida e fa la piccola manutenzione sui mezzi. Abbiamo 8 mezzi di varie tipologie, partiamo dai 36 posti e arriviamo al 2 piani che ha 72 posti. Abbiamo cercato di diversificare anche la tipologia dei mezzi in modo da offrire al cliente una scelta di servizio, di comfort a seconda del tipo di esigenza che ci viene richiesta e del tipo di viaggio.
I mezzi sono tutti costantemente revisionati e controllati nella manutenzione ordinaria qui nel nostro deposito, e invece per tutta la parte di intervento più importante ci affidiamo alle case madri, quindi a Mercedes piuttosto che MAN o Iveco. Il personale è tutto formato, quindi oltre ai corsi obbligatori relativi alla sicurezza, visite mediche e quant'altro, segue dei corsi di formazione che vengono svolti all'interno dell'azienda, finalizzati al comportamento da tenere con i passeggeri, alla pulizia degli automezzi, che viene comunque svolta dagli autisti, perché ogni autista ha in linea di massima il proprio mezzo in consegna e quindi ne prende cura in tutto e per tutto. Questo è uno dei nostri punti di forza. Tante volte i discorsi che si sentono, sì, il mezzo quanto dura, è vecchio, dipende da come viene tenuto, da che manutenzione si fa, vale più un mezzo con qualche anno in più ma tenuto bene, pulito e controllato, che non un mezzo nuovo lasciato andare senza manutenzione. Abbiamo delle collaborazioni, così delle sinergie con il Consorzio Grado Turismo, perché insieme facciamo ogni mercoledì l'Archeobus, che è un'iniziativa che è partita quest'anno e che sembra funzioni molto bene, quindi penso si ripeterà anche negli anni a venire. Abbiamo servizi, questo già da diversi anni, per una società che gestisce gran parte delle navi da crociera che arrivano a Trieste, quindi ci occupiamo dei trasferimenti dallo sbarco della nave all'aeroporto e viceversa per l'imbarco, e delle escursioni che vengono programmate. Abbiamo fatto servizi in collaborazione con altre ditte di trasporto del Friuli su servizi scolastici per la regione, a Udine, il più grosso, che l'abbiamo fatto insieme a una ditta di Tolmezzo l'altro anno. Dopo abbiamo servizi a richiesta, gran parte sono servizi mai più svariati, che possono essere dal congresso di piccole, medie e grosse dimensioni. Abbiamo fatto una stagione intera con i lottatori di wrestling che avevano un tour in Italia. Abbiamo fatto qualche servizio per cantanti, Sant'Anna, la Pausini. Nel trasporto cerchiamo di coprire tutti i tipi di esigenza.